Un commento sicuramente negativo, visto il risultato che il Veneto ha portato a casa, pressoché nullo, e stiamo da questo punto di vista scrivendo attraverso ANCI, grazie al supporto di Mario Conte, nei confronti del governo per capire cosa sia successo. Queste le parole amare del sindaco Francesco Rucco in seguito all'esclusione del 90% dei comuni della regione dai finanziamenti del governo. Finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana volti al miglioramento delle qualità del decoro del tessuto sociale e ambientale, contributi che ammontano complessivamente a 3 miliardi e 400 mila euro. È evidente che ci sono dei criteri che non vanno bene a monte, che vengono stabiliti dal governo, dai ministeri competenti, e paradossalmente i comuni virtuosi si trovano a pagare il fatto che sono virtuosi, che non hanno problemi di bilancio o hanno altri criteri che sono lontani dal nostro modo di amministrare. Molti fondi sono andati al centro-sud, questo non per fare delle differenze territoriali, però il dato oggettivo non si può pensare di continuare in questa direzione, anche perché questo atteggiamento preoccupa anche per i prossimi bandi che stanno venendo avanti per il PNRR, sul quale stiamo tutti lavorando. Ed ora si aspettano delle risposte. Aspettiamo sicuro delle risposte, ho visto che si è mosso anche il presidente di ANCI nazionale De Caro, che chiaramente ha parlato anche a nome dei comuni del nord, pur essendo il sindaco di Bari, e questo va detto che è un gioco di squadra che deve essere fatto per portare a casa i risultati.